Quali sono le nuove sfide della sostenibilità? Le nuove sfide della sostenibilità sono quelle che abbiamo proposto durante l'ultimo congresso della fila IDF a Siviglia lo scorso venerdì 2 febbraio e sono quelle di creare una connessione tra il reale valore nutrizionale dei prodotti dairy con l'impatto ambientale. Facendo questo, i prodotti dairy inseriti all'interno di una dieta equilibrata su base settimanale, secondo le linee guida della dieta mediterranea, i prodotti dairy sono quelli che hanno alla fine probabilmente il minore impatto ambientale, addirittura pari o inferiore a quello della parte vegetale di frutta e verdura, in termini di carbon footprint e water footprint. Sulla sostenibilità mancano però regole comuni. È possibile raggiungere un accordo e dove, tenuto conto che il WTO è in fase di stallo acuto? Allora, le regole comuni mancano soprattutto a livello tecnico di indicatori. Noi stiamo cercando di riunire allo stesso tavolo più stakeholders, più parti interessate al riguardo, per lavorare assieme per definire un unico standard univoco e uguale per tutti, che riunisca tutti gli indicatori esistenti finora, che spesso possono anche creare confusione nonostante la loro affidabilità, come ad esempio può essere il water footprint, che è un indice ben concepito dal punto di vista della metodica, ma espresso male e quindi può essere confuso e frainteso da parte dei consumatori.